Y'all ready? Siamo a Pocenia, dove ci ha raggiunto il neo vicepresidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura e sport, l'avvocato Mario Anzil. Insomma, avvocato, cosa dobbiamo aggiungere? Insomma, elezione è andata benissimo, il referato è quello che lei voleva e adesso bisogna cominciare a lavorare, no? Adesso viene la parte difficile, perché bisogna dimostrare di essere all'altezza del ruolo che il presidente Fedriga ha ritenuto di volermi affidare. È una grande responsabilità, ma insomma sono molto motivato a cercare di fare del bene per il nostro territorio, per il Friuli e per l'intera regione. Fare un referato come quello della cultura in particolare non è così semplice, però ci sono 5 anni dove si può seminare qualcosa di importante, no? Sì, è un referato effettivamente molto complesso, così come anche quello dello sport. Io ho qualche idea per il futuro e all'inizio con calma vorrei confrontarmi con i dirigenti della struttura regionale, perché il ruolo dei dipendenti è sempre fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa della pubblica amministrazione, ma anche con gli altri colleghi amministratori della regione, per capire se queste mie idee possono andare bene, se possono trasformarsi in una visione per il futuro che piano piano potremo cercare di realizzare. Lei è una persona che è stata sempre riconosciuta come poche parole ma soprattutto fatti. Lavorare dietro le quinte e anche davanti alle quinte, soprattutto a livello regionale, cosa comporta? Beh, naturalmente il palcoscenico è molto più ampio e permette di essere giudicati anche da un pubblico molto più vasto, e quindi l'attenzione deve essere ancora maggiore. Certamente io sono convinto che la campagna elettorale si faccia ogni giorno cercando di amministrare bene, che sia il modo migliore per ottenere il consenso dei cittadini, e sarebbe poi anche il principio della democrazia: uno viene eletto e governa bene, e se governa bene viene riconfermato, altrimenti i cittadini lo bocciano e torna a casa. Siete tra le priorità per quanto riguarda l'aspetto culturale, ricordiamo GoGo 2025, no? Nova Gorica insieme a Gorizia, capitale europea della cultura, vanto e diciamo così per un anno sarà una sorta di centro del mondo per quanto riguarda l'afflusso di gente che visiterà tutto il Friuli Venezia Giulia. Certo, questa è una vetrina internazionale importantissima, bisogna arrivarci preparati e bisogna approfittare di questa enorme opportunità. D'altra parte la nostra regione è davvero un cuore di storia, di cultura, di tradizioni al centro dell'Europa, un piccolo compendio dell'universo, come lo ha definito Ippolito Nievo, e questa vetrina di Gorizia 2025 certamente è un'opportunità per farla conoscere in tutta Europa e nel mondo. Per quanto riguarda invece lo sport, penultima tappa del Giro d'Italia con la cronoscalata da Tarvisio al Monte Lussari, e poi ci saranno tanti avvenimenti, soprattutto con le imminenti Olimpiadi invernali di Cortina a Milano, che indirettamente o direttamente coinvolgerà la nostra regione. Beh, certo, come giustamente rilevi, lo sport è un grande volano anche per il turismo. Hai citato il caso del Giro d'Italia, che ha consentito di far scoprire degli angoli straordinari della nostra regione, ma ci sono tante altre discipline sportive che possono essere messe in rete, e davvero la nostra regione può approfittare dalle montagne al mare. Lignano e Sgrado hanno una grande opportunità in questo senso, per essere una palestra per coniugare sport, la cultura dello sport, che è quindi una cultura di salute, anche con una spinta turistica per il territorio. Allora, come si diceva ai vecchi tempi, caro signor Sindaco, buon lavoro. Grazie Omar. Friuli TV.